Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane che sarà sicuramente spumeggiante perché parleremo anche dei cugini francesi e del loro champagne, ma non scopriamo le carte ora, ma iniziamo invece con un record. Il record è di Casius Veneti edizione 2019 con più di 500 formaggi in gara. Il servizio. Edizione da record per Casius Veneti, che a Villa Contarini ha esposto la bellezza di 503 prodotti caseari e ha coinvolto 115 tra produttori e caseifici. Un tripudio di formaggi in gara per aggiudicarsi la medaglia più meritevole. 38 le categorie premiate, tante sono le eccellenze casearie venete, dove a far da portabandiera sono le 8 denominazioni protette a livello comunitario. Un evento che giunge alla sua 15ª edizione, che è manifesto di una sempre crescente attenzione a territorio, gusto e valorizzazione dell'arte casearia in tutte le sue forme. Siamo una tra le regioni più produttive d'Italia, abbiamo 3.225 stalle, oltre 1 milione di tonnellate di produzione, abbiamo 8 formaggi DOP, l'85% del nostro latte prodotto viene trasformato in formaggi, dei quali il 65% sono denominazione. Quindi possiamo dire che la stalla veneta è una stalla che comunque va nella direzione della qualità estrema e le 8 DOP che abbiamo vanno nella direzione di dare qualità, dare identità e storia alle produzioni. Ricordo tra l'altro quest'anno è stato anche un bell'anno anche sui prezzi, sia dei prodotti di montagna, quelli di mare in particolare, ma anche sul latte, il latte che si attesta sui 40 centesimi al litro e quindi una produzione di quasi che supera i 12 milioni di quintali, noi ci attestiamo come il 20% della produzione nazionale, quindi un ottimo anno che ci fa sperare che continui così. Un evento dove non mancano le riflessioni sull'andamento politico-economico del comparto, che registra il continuo aumento di consumi nel mercato estero, ma sottolinea la debolezza di consumi nel mercato interno. Spero tanto che il grana continua a tenere come sta tenendo, perché è un traino per quello che riguarda la zootecnia nazionale. Speriamo che queste guerre che ci sono a livello internazionale, basta pensare al discorso di dazi doganali negli Stati Uniti, alla Brexit in Inghilterra e soprattutto a quello che è stato l'embargo russo, che ci ha levato un mercato in espansione da paura. Quando la politica si muove in malo modo crea danni all'economia. Purtroppo questo non riusciamo a deciderlo noi, speriamo che i politici riescano effettivamente a capire quali sono le esigenze produttive. Io sto chiedendo, e l'ho lanciata questa idea un anno fa proprio da qua, una norma che imponga di indicare nei menù o sui banchi dei self-service gli ingredienti che vengono messi nei piatti. Poi uno sceglie, ma sceglie se può informarsi, adesso non lo è. Un concorso che per la prima volta si apre all'intera penisola, anche grazie alle attività come cooking show e lezioni di cucina, ma soprattutto grazie al primo concorso nazionale prodotti di montagna e il primo concorso nazionale formaggi di fattoria, che ha valutato prodotti da tutta Italia. Casius Veneti è una vetrina importante per tutta la filiera. Teniamo conto che la zootecnia, non solo dal latte, ma la zootecnia in genere, è importantissima per il nostro territorio, soprattutto nelle zone montane svantaggiate, perché è il connubio giusto con il turismo. Senza zootecnia in montagna non c'è turismo.